Parliamo di tanta droga, parliamo di una capacità potenziale notevole ma anche effettiva, perché i quantitativi che noi abbiamo accertato nelle cessioni andavano a botta di 100-200 grammi, ma al di là di questo parliamo di un gruppo in grado di movimentare sul territorio quantitativi davvero consistenti di sostanze stupefacenti, soprattutto cocaina ma anche l'eroina. L'attività di polizia parte in linea di massima quasi sempre da atti compiuti sul territorio nei confronti di soggetti che ovviamente ci interessano, e da lì poi si risale tutta la catena, coordinati dalla Procura della Repubblica e attraverso anche attività tecniche che consentono di acquisire gli elementi di prova. Collegamenti stretti perché era un sodalizio che faceva molto affidamento sui rapporti personali e sui rapporti fiduciari tra di loro. Roberto Mengardo, classe 74 di Piove di Sacco, che assurge un po' a punto di riferimento centrale dell'intero gruppo. Abbiamo eseguito un decreto di sequestro preventivo che ovviamente è stato condiviso dall'autorità giudiziaria, dalla Procura della Repubblica e dal GIP presso il Tribunale di Padova, e l'ipotesi è quella di un reimpiego dei proventi del traffico e dello spaccio di sostanze stupefacenti in questo immobile che è stato sequestrato a livello preventivo. Il Piovese è il punto di partenza, è organizzativamente importante del sodalizio, ma è chiaro che Padova è un punto di riferimento per il mercato dello smercio e dello spaccio di sostanze stupefacenti.